Buongiorno, benvenuti in un altro video in show senese. Anche parliamo in senese, giusto per fare un po' di pratica. Allora, di cosa parliamo anche? Parliamo di un argomento piccino, che però è cao, do senese, e che se ben che la maggior della gente ha la gente a testa, è del lungo meglio andare un po' a fondo, ecco. Anche parliamo della differenza tra in e un. Oh, questa non è proprio la trascrizione fonetica precisa, però è proprio per darsi un'idea in generale di quello che è. Allora, in e un e si originano più o meno dalla medesima parola, dal latino uno su una uno. Però in tosenese moderno, così come in italiano, abbiamo una differenza distinta tra l'articolo, in questo caso che è l'articolo maschile singolare, e il pronome numerale, chiamiamolo come vorrei. E in senese questi due, benché manco in la nostra grafia, ma anche in teatro, li hanno scritti a medesima maniera, ma si pronunciano in due completamente differenti maniere. Una maniera è in e l'altra pronuncia è un. Diamo in quando abbiamo in articolo, dunque mi veggio un po' di pan, e diamo un quando abbiamo in pronome, dunque in questo caso che è un come gusta a sé. E più o meno al femminile funziona alla mesma maniera. Dunque al femminile abbiamo mi veggio una bella birra, in italiano io voglio una bella birra, ma penso che questo sia abbastanza semplice. E al femminile viene una, voglio dire, al femminile, il pronome femminile, viene una che mi gusta a sé. Questo penso che sia abbastanza chiaro, è solo che delle volte quando si parla non si ha abbastanza di pratica come mi PD, perché mi vivo all'estrangero, parlo di lingua inglese, dunque delle volte mi sconfondo. Di lungo è importante avere regole belle c'è in ta testa. Una volta che la regola c'è in ta testa, quando ti parla ti dice una cosa e qualcuno ti arriva e ti dice no, ma non si dice così, non si dice così, ti vedi che mi impapingo come niente. Faccio di quelli sgarriti, lasciamo perdere. Del resto dice che quando qualcuno ti arriva di che ti chiede da una prova questa regola qui o da una prova quella regola là, ti dice no mia, la regola quella standard è questa. E se ben che più o meno un e un tutti abbiamo un'idea c'è di così è del lungo giusto a ricordarsi che in tuo scritto si scrivono più o meno la mesma maniera. L'unica maniera in quando scangia quando parliamo femminile, perché qui abbiamo una dogenne e qui abbiamo quello che in Spagna si chiama una tilde, peniate in accento, una cocina, e serve, a manco in la nostra grafia, quella in Italia, serve per indicare proprio quello suono nasale che viene prima di una vocale, dunque una. E lei in son cosa trova sci in teatre lingue, in tu filippino, è scritto con NG o NG in senese, abbiamo già, per fare un esempio per di tenti, in filippino si dice manga, che bella penna che non funziona. Dunque, sto son qui, manga, è il mesmo di una. E poi parliamo di due lingue completamente differenti, ma è giusto per darsi un'idea di dove possiamo trovare questo son qui. Lo so trovare fino se non sbaglio, non in portoghese, ma in gallego, mi pare che lui altri che dicono, quando scrivo così, ma se che dico ma dime, o le pronuncio una, perdonemi, ma è gallego, non so manco parlare spagnolo, dunque poi immaginavo gallego. Ma dunque sì, è questo sono gli altri, o pronunciamo così, che di altre grafie, ben famose come a ufficiale, o se pigiamo a tradizionale, quella durante, donde a Dugen, cambiamo un po' penna perché questa non funziona, a Dugen è scritta U-N-N trettin A, una. Allora, meno da trovare niente di ma, in teoria grafia in Italia però alla devie, qua cocina, perché è di molte versioni storiche, però che ne ha scippe trettin, dunque non è che sia meglio dell'altro, e perché in teoria, stando agli accademici, il trettin del solito deve solitamente solo per
come le diciamo tretin d'unione per il motivo, e quindi devo solitamente per l'appunto per due parole differenti. Dunque in senese questo è il solito immagino per tutti, in senese che per dire in italiano alla, e diamo a, e ti vedi che abbiamo tretin d'unione, questo così, tretin d'unione, non d'unione per i francesi, appena la partita, un capo, non che diva, non oignon, francese pesciola o in inglese je ne sais pas oignon, va, union, l'union, c'est pas de l'union, c'est de l'union, d'accordo? Donc abbiamo a, e se pronuncia tosto, è come dire una vocale pronunciata a doppio tempo, in tempo e mezzo, se parliamo di musica, a biscochinga, dico come vorrei, a belle meglio, è così andando. Dunque, la teoria della grafia unitaria spiega che entre l'uni due letti e così, te intendi che questa parola e questa sono due differenti, ma lo sappiamo bene che parliamo di una parola solo, una. Dunque, per gli altri, per un'Italia, quantomeno la spiegazione è che è meglio dunque scriverla questa maniera che per un a tastento computer logica che hanno questo carattere che è un po' più complicato, però ogni altro in compenso, come si vede che taggiamo in meglio dei assenti e delle cocine che ti trovi in te le assento per intendere pronuncia, dunque non stiamo due via a cucinare, però dico altri assenti che del solito tipo chi veggio 4-10 l'ufficiale veggio pan gli altri cerchiamo delle vele il più possibile così da sveltire un po' scritto, ma va bene, ora siamo un po' troppo aderio a rispetto di quello che mi provo a parlare, però a manco abbiamo una bella idea c'è di questa regoletta piccina che del resto sei a piccina però è importante da ricordarsi. Se avete dei commenti, delle domande, di inserti, delle robe da scrivermi sotto in commenti, tranquilli in YouTube, a me non mi interessa niente, però vi rispondo volentieri, non è mica un problema. E se vediamo nel prossimo video, cercherò di fare un video perché ho bisogno di spiegare questo in quanto un mese senese, come sentivo gli altri, non è proprio in senese, eccetto viaggio e tutto, però manco in scritto, mancava un po' più meglio, e se possiamo parlare a riguardo a quello. Ma vi spiego perché mi parlo questa maniera, spoiler alert, come che dici in Inghilterra, mi viene da Levante, dunque come accento, a me maniera di parlare è un po' differente, e è logica che in studiare il senese di Sena, in studiare me senese, me ligure locale, le volte fa sempre un rimescio e facciamo scusa per quello. Grazie mille, altrimenti penso mi venire a prova e per avermi essere sentiti fino a questo momento qui. Se vediamo in prossimo video e tante cose buone. Ciao ciao.